L'Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori ANIEF lancia l'allarme: in Veneto 4.000 docenti diplomati magistrali per effetto del decreto scuola subiranno una trasformazione del loro contratto. E non è l'unico tema urgente sul tavolo. Il sindacato chiede l'apertura delle graduatorie ad esaurimento e sollecita a salvaguardare chi ha già ottenuto il posto fisso e superato l'anno di prova. Come ANIEF intendiamo denunciare sostanzialmente che il problema del precariato non si supererà e non si supererà neanche con questo concorso straordinario e ordinario. Le GAE continueranno a rimanere chiuse e queste GAE chiuse hanno generato precariato. Siamo vicini e solidali per quanto riguarda il Veneto e ci batteremo fino alla fine per la trasformazione dei contratti che stanno avvenendo in questi giorni presso gli uffici scolastici territoriali del Veneto. Il sindacato è pronto anche a scendere in campo dal punto di vista legale. Intanto partiranno delle assemblee sindacali in tutti i luoghi di lavoro. Partiremo da febbraio in poi con delle assemblee sindacali in tutti i luoghi di lavoro. La differenza, e qui tengo a precisare la differenza rispetto agli altri sindacati tradizionali, è data dal fatto che partiremo dal basso e non più dall'alto. Ascolteremo i nostri docenti, il personale della scuola, proprio per inaugurare una nuova stagione di protagonismo, soprattutto dei protagonisti che sono proprio i docenti che lavorano quotidianamente nelle scuole.